Bentornati a Buongiorno Verona Live, sono le 12:22, siamo in diretta sul canale 640 del Digitale, sulla nostra pagina Facebook. Io sono Giorgia Pretti e qui con me c'è lo scrittore e cantautore Marco Ongaro, benvenuto. Grazie dell'ospitalità. Allora Marco, oggi sei qui più come scrittore forse che come cantautore. Beh, senza dubbio, stiamo parlando di un libro sì. che è su un cantautore comunque. Comunque diciamo che le due cose sono unite in qualche modo, ecco, le tue due professioni. Ecco, un poeta può nascondere un altro, vita e opere di Serge Gainsbourg. Io prima di tutto andrei a chiederti perché Serge Gainsbourg? Intanto è il senso per la parola di Serge Gainsbourg, perché poi l'editore ha cambiato il titolo nel rush finale. Perché Gainsbourg? Perché da bambino, avevo 12 anni, sono rimasto assolutamente impressionato non dal suo ascolto, ma dal mistero che lo attorniava, perché qui svelo la mia età, non avevo ancora compiuto 13 anni, Lelio Luttazzi a Hit Parade ha detto primo in classifica Je t'aime moi non plus di Serge Gainsbourg e Jane Birkin, e dopodiché non l'ha trasmessa perché era censurata, una canzone già censurata che è andata in classifica anche a Londra, Billboard, è stata nei top 10 e anche là non è stata trasmessa, creando un mistero e un interesse senza precedenti. Tra l'altro una canzone che credo veramente conoscano anche i muri, perché è famosissima, poi sentiremo un estratto quando faremo vedere il video della presentazione del tuo libro. Ecco, chi era Serge Gainsbourg? Anche per chi magari, diciamo un po' la figura nel dettaglio, ecco, per chi non lo conoscesse. Beh, Serge Gainsbourg è l'autore e compositore di Je t'aime moi non plus, questo nel mondo. Ecco. In realtà ha fatto molto di più, è stato chansonnier, ovvero è stato autore di canzoni imperniate sul testo, è stato autore di successi estivi straordinari, è stato regista cinematografico di notevole insuccesso, e è stato romanziere, ha scritto Evgeny Sokolov, è stato pubblicitario e è stato regista di video, ha girato il video di Renaud e di altri della sua epoca, e ha scritto canzoni per Brigitte Bardot, Jane Birkin, Catherine Deneuve, Vanessa Paradis e tantissimi altri successi. Il suo ragionamento era: se io faccio un album, tiro fuori 2 singoli, quei 2 singoli, se va bene, hanno un grande successo e gli altri vengono completamente trascurati. Se io invece quelle 12 canzoni le do a 12 cantanti diverse, ho 12 successi, e così faceva. Però mica scemo, sì. mica male come ragionamento, è mica arricchito parecchio, e forse non con Je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus ha creato l'indotto, certo. perché l'ha reso celebre in tutto il mondo, e ancora è celebre per questo. Ma in realtà ha anche venduto con l'album Osame etc., in cui nel 79 lanciava in Francia il reggae inciso in Giamaica con i musicisti di Peter Tosh e le coriste di, adesso non mi viene il nome, ma il grande Bob Marley. Ecco. Esatto, tra cui la moglie di Bob Marley. E quindi insomma, Ecco. E tra l'altro una figura veramente particolare, poliedrica anche potremmo definirlo. Sì, è poliedrico, è eclettico. L'eclettismo alla fine è un tipo di espressione artistica in cui, se noi andiamo a guardare, si cerca di stressare, di lavorare su determinati leitmotiv, e non riuscendo a farlo solo con un mezzo, cioè ad esempio in questo caso la canzone, ecco che lo si fa col cinema, lo si fa con la pubblicità, lo si fa con la narrativa. Ecco, l'eclettismo è un bisogno di espressione, anzi di indagine di alcuni temi chiave. Allora, un tema chiave di Gainsbourg è senz'altro il rapporto erotico, il rapporto tra lo spirito e il fisico nell'amore. È l'amore, la bellezza. Lui, che si è sempre considerato brutto e che è stato considerato bruttissimo all'inizio della sua carriera, ha usato questo suo aspetto fisico deteriore, secondo lui, per in realtà conquistare le donne più belle del mondo, e
e per trattare il tema della bellezza come pochi hanno saputo fare. Insomma, una figura molto interessante, direi. Ecco, cosa troveremo all'interno del libro? Allora, troveremo l'analisi di tutte le sue canzoni, le canzoni principalmente quelle che ha cantato lui, perché lui ne ha scritte tantissime per altri, anche alcune che ha cantato e che hanno cantato altri, diciamo la ricostruzione della sua vita e della sua opera attraverso i rimandi e gli echi anche molto forti di grandi poeti che lo hanno preceduto, nei quali lui ha trovato ispirazione e che ha voluto disseminare, ma parliamo da Lolita di Nabokov a Victor Hugo, a de Musset, che ha voluto disseminare in tutta la sua opera un'opera di una profondità estrema, difficile da comprendere senza uno studio approfondito, che io ho fatto per voi, naturalmente. Voi potete comprenderlo facilmente, allora, a partire dal primo mistero, il segreto di Pulcinella. Cosa vuol dire je t'aime, moi non plus? Moi non plus vuol dire neanch'io. Quindi questo ormai hanno cominciato a svelarlo. Quando gli hanno chiesto ma perché nella canzone lei dice ti amo e lei risponde neanch'io, lui in un'intervista ha risposto ma perché sono pudico. E dice sono pudico mentre lancia il brano che mondialmente inaugura il genere erotico nella canzone. Ma in realtà è vero, ha un pudore, perché in realtà se noi andiamo a guardare il testo della canzone è un testo che smitizza l'amore fisico come qualcosa di insufficiente per descrivere l'amore, per cui lei dice ti amo e lui dice sì, vabbè mi ami perché stiamo facendo l'amore, ma in realtà non mi ami, neanch'io ti amo. Non è questo l'amore in cui si va avanti e indietro senza arrivare da nessuna parte. Insomma, ecco, domanda, una delle ultime domande che ti voglio fare è quando l'hai scritto? Quando è che ti è venuta l'idea di scrivere questo libro? Allora, io giro intorno a Serge Gainsbourg da molti anni, come dicevo, da quando ero bambino, perché mi ha affascinato la sua creatività. Poi il suo romanzo Evgeny Sokolov, che ho letto in francese 20 anni fa, mi era piaciuto così tanto che avevo pensato di tradurlo. Sono andato a cercare, era già stato tradotto. Ecco, allora, accidenti. A un certo punto noi siamo nel trentennale della morte di Serge Gainsbourg e dopo aver letto tutti i libri, principalmente francofoni, che sono stati scritti al riguardo, ho capito che c'era lo spazio per fare l'analisi profonda in quello che lui ha sognato di poter raggiungere e in cui è stato frustrato, ovvero una profondità tale nei testi, poetica, nelle canzoni, che non era possibile fosse colta al primo ascolto o all'ascolto di successo che hanno avuto. Quindi andare a vedere cosa si nasconde in questi testi di meravigliosamente precedente, profondo e di alto lignaggio letterario. Marco, io credo che i nostri telespettatori siano rimasti molto incuriositi, almeno io sono molto incuriosita, quindi insomma, eccolo. Cioè, adesso si può già trovare in libreria oppure, perché so che questa copia è praticamente uscita... Sì, mi è appena arrivata. Un poeta può nasconderne un altro. Il senso per la parola di Serge Gainsbourg dal 15 novembre è in libreria. Ecco. E lo si troverà, e questo è il regalo più chic e direi glamour per Natale. Ecco. Cioè uno che libro regala a Natale, regala questo, fa subito una figura estremamente branché, diremo. E allora, insomma, manca poco ormai, quindi il 12, se il 15 esce, siamo giusto in tempo per Natale. E allora, Marco, io ti ringrazio davvero per essere stato mio ospite oggi, è stato un piacere e insomma in bocca al lupo poi per tutti i tuoi lavori, perché sappiamo che oltre a questo libro poi c'è in ballo tanto altro. Certo, lavoreremo ad altro, stiamo lavorando ad altro. Bene. Anche un disco. Allora ci risentiremo anche per quello. Certo. Bene, Marco, grazie, alla prossima. Grazie a voi. Benissimo, adesso noi vi lasciamo al video di presentazione del libro di Marco Ongaro, Un poeta può nascondere un altro, il senso per la parola di Serge Gainsbourg.